Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. L'argomento di oggi è incentrato su una prima mondiale, chiamiamola così, una novità assoluta della radionica e ad opera del Marietto veneziano. È un grande contributo quello che stiamo per vedere, e dunque vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto e iscrivervi al canale del Marietto veneziano se non l'avete ancora fatto, per restare sempre aggiornati sulle novità anche legate alla radionica. Infatti periodicamente vi proporremo dei circuiti completamente nuovi che non sono ancora stati diffusi, e dunque restate con noi. Ma vediamo il circuito di oggi. Questo è un circuito molto importante e considerato una pila, serve appunto a caricare le persone di energie benefiche. Vediamolo. Eccolo qua. Allora, non rientra tutto. Ecco, se faccio così lo vedete bene. Allora, come sapete noi abbiamo sviluppato, anzi Marietto, e poi lo portiamo avanti, questo metodo di incorniciare quello che è raffigurato all'interno, al suo interno appunto, cioè il circuito radionico impresso all'interno, proprio perché con questo stratagemma possiamo mantenere sempre scarico da quelle che possono essere interferenze esterne o saturazioni di energie diverse. Manteniamo sempre questo circuito scarico, in modo appunto da non doverlo ristampare costantemente volta dopo volta o lavoro dopo lavoro, ma fin tanto che è conservato correttamente e tutti i disegni sono ben visibili, non ci sono macchie, non ci sono interferenze, ecco che sarà sempre attivo, non avrà dunque una scadenza, cosa che purtroppo quando anche i circuiti normali si saturano come tutto, poi possono ritenersi da archiviare o da ristampare. Invece in questo caso questo stratagemma lo mantiene sempre libero. Questa è una cosa che già conosciamo. Un'altra cosa importante è la presenza dell'OM. Tutte le forme circolari servono a non dover orientare necessariamente il circuito a nord. Questo è un grande vantaggio per chi non dovesse avere la strumentazione necessaria, perché semplicemente dovrà attivare il circuito e non preoccuparsi di nulla. Inoltre la vibrazione primordiale dell'OM serve sempre ad armonizzare, è veramente un qualcosa in più, un tocco in più che garantisce il buon esito delle nostre operazioni radioniche. Dunque l'OM arricchisce notevolmente tutti i circuiti su cui appunto viene posizionato. Ma vediamo come è strutturato questo circuito. Vi ricordo comunque che il Marietto veneziano, nella sua pillola, nella quale parlerà di questa pila e di questo circuito, che appunto è una novità, vi spiegherà e vi mostrerà come utilizzarlo passo per passo. Ma veniamo invece a noi, alla spiegazione tecnica, dove troviamo appunto nella parte alta, subito sotto l'OM, troviamo questa struttura di semisfere, semicerchi, in questo caso perché abbiamo una visione 2D e non 3D. Nella realtà sono state veramente costruite, questa è una pila emettitore, vi dico anche il nome giusto così che una pila emettitore Belizal, ok. Dunque, esistono veramente, le hanno costruite anche di dimensioni veramente immense, con più semisfere, con più in questo caso semicerchi, ma per la radiazione umana, per le esigenze di un corpo umano, questo è l'ideale. Dunque, questa pila, vedete, è collegata al decagono, doppio decagono, perciò rafforza la valorizzazione e lavora sul testimone che verrà posizionato qui,
corrispondenza dell'albero della vita impresso dentro il fiore della vita. È straordinario, per chi conosce la simbologia occulta, sa che il fiore della vita contiene il germoglio di tutta la creazione per via delle armonie geometriche e delle armonie numeriche che sono impresse e sulle quali si fonda il disegno del fiore della vita. Vi dirò tra l'altro un'altra piccola curiosità legata a questo, ma prima vediamo nel suo insieme. Anche la presenza delle Sefirot è fondamentale per il riequilibrio, perché l'essere umano ha come potenziale tutte le Sefirot dentro di sé, in quanto manifestazione microcosmo del macrocosmo, e dunque porta in sé tutti i simboli universali che compongono il creato e che si esprimono appunto attraverso, per la saggezza della Kabbalah, si esprimono attraverso appunto queste sfere che vertono ognuna su un aspetto della creazione e a loro volta sono divise in due parti, cioè la parte superiore che sono le Sefirot del piano mentale e la parte inferiore le Sefirot del piano emozionale, emotivo. Dunque abbiamo intelligenza ed emozioni da armonizzare. Il fiore della vita porta appunto tutto il potenziale della creazione e immaginate il grande valore di porre il proprio testimone qui dentro, valorizzato appunto dal doppio decagono. Cosa succede? Che qui sotto è collegato a questa spirale in senso antiorario è una spirale che scarica del negativo, dunque abbiamo una carica e un'armonizzazione di valori positivi e sotto viene eliminato il negativo. Non è il caso di aggiungere molto di più, proprio perché questa è chiaro e lampante come possa beneficiare una persona il cui testimone viene messo qui è la persona che riceve questo trattamento, proprio perché viene caricata in modo straordinario da questa pila che per chi non lo sapesse lavora sull'emanazione dell'onda verde radionica, il decagono valorizzatore con dentro tutto il potenziale della creazione armonizzato in modo equilibrato, così come prevede l'albero della vita sulle sue 3 gambe, il ramo centrale, il ramo destra e il ramo sinistra, e questa spirale che è un dono all'umanità degli sciamani che rimuove il negativo. Noi infatti abbiamo visto nelle pillole di radiestesia interattiva come quando si imprime un movimento antiorario noi andiamo a rimuovere e a togliere delle cose anche programmandole, anche ordinandole in un certo senso, ma sempre cose negative, cioè noi le andiamo a scaricare. Dunque contestualmente abbiamo carica, armonizzazione e scarica del negativo. Dunque un lavoro straordinario, un lavoro potentissimo. Vi dicevo, a proposito del fiore della vita, che spesso nei miei trattamenti radiestesici, nei trattamenti di armonizzazione dove vado a intervenire su situazioni anche piuttosto disastrate, il pendolino spontaneamente esegue e fa un disegno particolare, non fa il moto circolare, ma mi sviluppa come chiamarli, degli ovali, uno in diagonale così, poi cambia il moto, me lo fa in diagonale così, e poi mi cambia il moto e me lo fa in diagonale così, cioè mi disegna il seme della vita. Sappiate che è una cosa molto bella, significa appunto, come abbiamo detto, che cioè c'è un significato molto bello di equilibratura e di correzione. Dunque questo non perdetevelo, è veramente un circuito straordinario per il quale ringraziamo Marietto Veneziano per averlo appunto assemblato e divulgato. È una prima mondiale, non ve la perdete, non perdetevi soprattutto la pillola del Marietto Veneziano sul suo canale
per il quale vi invito ad iscrivervi e mi raccomando iscrivetevi anche al mio se non lo avete ancora fatto. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, mi raccomando seguite le sue istruzioni sulla sua pillola e arrivederci alla prossima condivisione. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda, a presto.